Non è evidentemente quello che noi condividiamo, questo qui, è triste. È molto triste, ecco, che ci sia, sì, che ci sia questo, e che invece non si cerchi appunto di mettere in atto quello che il Papa sempre dice, no? Questo dell'accoglienza, dell'integrazione, della protezione, della promozione. Quella foto postata sui canali social della Casa Bianca e quella scritta: i voli della deportazione sono iniziati. È il nuovo corso di Trump per i migranti, giudicato triste e sbagliato dal Vaticano. Il segretario di Stato parla di moralità. Non abbiamo strumenti per intervenire, però il nostro è un richiamo soprattutto morale, è un'esortazione soprattutto morale, a prendere sempre in considerazione la dignità delle persone e le loro necessità. Ma per questo, sottolinea il cardinale Pietro Parolin, c'è bisogno di ancora maggiore dialogo, oggi forse più di ieri. Non sono ancora previste missioni diplomatiche ufficiali della Santa Sede negli Stati Uniti, ma il percorso è quantomeno in agenda. Noi, come sapete, come diplomazia della Santa Sede cerchiamo il dialogo con tutti, ecco, non ci sono preclusioni di principio, quindi anche con la nuova amministrazione americana ci sarà, anzi forse di più ancora, ci sarà bisogno di dialogo, ci sarà bisogno come dire, di parlarsi, proprio perché su questi temi evidentemente la Santa Sede è un po' agli opposti, ecco, soprattutto per quanto riguarda il tema dei migranti, soprattutto quando riguarda il tema dell'accoglienza, eccetera. E quindi io credo che, come sempre, continueremo a proporre un dialogo per cercare di far valere anche le nostre ragioni e di avere un approccio umano soprattutto. Dialogo e svolta per il mondo violato dai conflitti, bene la tregua di Gaza, ma la strada è ancora lunga. Credo che deve da valutare positivamente, nel senso che da tanto tempo e da più parti il Papa in primo luogo aveva sempre chiesto il cessate il fuoco, che si sia arrivati attraverso un accordo tra le due parti, certamente è un passo significativo. Adesso bisogna consolidarlo e soprattutto pensare al futuro, ecco, di questo territorio, soprattutto un futuro di prosperità materiale e spirituale, e questa è una grande sfida, quindi è certamente una cosa buona, liberazione degli ostaggi, liberazione dei prigionieri, ma evidentemente siamo appena agli inizi.